Siamo nei Colli Asolani, come potete vedere da questo bellissimo panorama. La Rocca di Asolo è il centro storico di Asolo, appunto, uno dei borghi più belli d'Italia. La denominazione è quella Asolo Montello, nota per la produzione di vini rossi da vitigni internazionale, ma anche di vini da vitigni autoctoni, quali la Recantina e il Manzoni Bianco. Manzoni Bianco che l'azienda Girotto ha saputo interpretare in maniera assolutamente di qualità, come abbiamo ben segnalato nel 2011 in una delle nostre rubriche della nostra rivista. La promessa è stata mantenuta negli anni ottenendo grandi premi e riconoscimenti. Girotto nasce ad Asolo nel 1949, il nonno Leandro è il generatore di tutto, adesso siamo alla terza generazione, siamo in fantastici quattro: Gianni, Gilberto, Monica ed io. La nostra cantina si sviluppa in circa 9 ettari di vigneti disposti tutti quanti in zona collinare, che si sviluppa tra Asolo, Monfumo, Castelcucco, Cavaso del Tomba e Borso del Grappa. Il Costalunga Bianco e il Sogno 2015 sono i nostri vini che vengono prodotti al di là del Prosecco di OCG. Il vigneto è localizzato in zona Cavaso del Tomba, dove in questa collina abbiamo un terreno molto particolare, ricco di argille marine e di marna. Da qui escono vini ricchissimi di sostanza minerale, molto sapidi, derivati chiaramente dal terreno di origine marina. La fortuna della nostra cantina è di avere la gestione della filiera completa. L'intuizione della cantina Girotto, guidata da Francesco e Gilberto, vede per la prima volta la premiazione come miglior metodo classico nel Veneto l'annata 2015. Dopo aver vinto per 2 annate le 4 viti nella guida nazionale, quest'anno troviamo il Sogno 2015 premiato come miglior metodo classico del Veneto. Una bottiglia all'interno della quale troviamo tutte le caratteristiche tipiche dell'incrocio Manzoni spumantizzato, dalla freschezza alla stabilità, e ha un bouquet aromatico che non ha nulla da invidiare ai migliori metodi classici italiani. L'abbinamento per il quale possiamo puntare su questa bottiglia è certamente legato a un insieme di piatti abbastanza composti, e quello che abbiamo scelto noi oggi è sicuramente legato a un San Pietro cotto al forno.